importante e confortevole per me. Fare cassa e recuperare i crediti. È questo l'imperativo del presidente della provincia regionale di Agrigento Eugenio Dorsi, imposto ai dirigenti dei vari settori per rimpinguare le casse dell'ente. E vi sono già i primi e importanti risultati, con la prefettura che è stata condannata a sborsare 1.500.000 euro di affitto arretrato dei 49 vani di proprietà della provincia regionale di Agrigento. Prima ancora però la provincia, senza grande clamore, ha messo in mora anche la Casa della Speranza, facendosi liquidare i 200.000 euro di cui era creditrice per la locazione dell'immobile. Altro imminente obiettivo del governatore della provincia, Dorsi, è quello di fare sgomberare dal Palazzo del Viale della Vittoria il provveditorato agli studi e di monitorare altre situazioni che potrebbero rilevarsi complesse. La provincia regionale dunque tenta di far cassa e di ripristinare situazioni equivoche, recuperando tra l'altro, se non altro per gli ultimi 5 anni, il dovuto per i passi carrabili su strade provinciali e per i passaggi di fili elettrici e tubature varie. E poi c'è sempre pronto quel piano di alienazione dei beni provinciali non sfruttati. Dorsi afferma: le province regionali rischiano di chiudere per anoressia, non certo per decreto legge. Vogliamo evitare con delle scelte impopolari ma coraggiose che questo accada. E una delle strade che abbiamo iniziato a percorrere dal 2008 è proprio quella di una maggiore attenzione al patrimonio immobiliare dell'ente. L'obiettivo, aggiunge Dorsi, è garantire da un punto di vista squisitamente finanziario la sopravvivenza dell'ente e dei servizi resi alla collettività. A nessuno